Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, potere al territorio. Ed è proprio di territorio che parleremo tra pochissimo, signori, perché abbiamo qua due imprenditori coraggiosi che hanno fatto dell'amore per il loro territorio una professione. Tra pochissimo parleremo di un home restaurant, si chiama Elena's Farm. È giusto, si pronuncia così, Elena's Farm. Esattamente. Si trova a Trovo, in provincia di Pavia, 2 passi da Milano praticamente. Prendi da Milano l'autostrada Milano-Genova, l'uscita qual è l'uscita? O Binasco o Bereguardo. O Binasco o Bereguardo, siete arrivati e siete in un altro spazio, in un altro tempo. Tra poco ne parliamo, posto veramente che vale la pena di frequentare, ma soprattutto sono da premiare gli imprenditori che hanno coraggio e che fanno una cosa del genere in un momento storico del genere. Prima però le ultime notizie, perché è comparsa su tutte le agenzie la notizia che l'Italia nega agli Stati Uniti la base di Sigonella, il piano comunicato con i bombardieri in volo. E sul sito del Corriere si ricorda il no di Craxi a Reagan, cosa accadde nel 1985. Questa è l'apertura del sito del Corriere, che è stato appunto il primo sito a parlare di questa notizia sputata dalle agenzie questa mattina. Crosetto venerdì ha negato l'utilizzo di Sigonella agli Stati Uniti, lo riprende il sito di Repubblica in questo momento. Ma noi ci fermiamo, perché a quest'ora o c'è il cui Parlamento o c'è la musica indipendente, ce li facciamo qualche minutino di buona musica con un'artista sconosciuta a livello nazionale, ma secondo me bravissima. Ha anche il salutino per tutti voi, si chiama Giusy, I Rienti. Buongiorno amici di Radio Libertà, sono Giusy Rienti e fatemi salutare in modo speciale Sammy, che stamattina mi ospita. Farà suonare il mio brano, Quel che resta di me. Allora, questo brano descrive una donna non più giovanissima, che arrivato a un certo punto viene lasciata dal marito. E allora in un primo momento si domanda come mai, ma sembrava tutto perfetto, e invece poi alla fine di colpo così si ritrova da sola. Lei si chiede: "Ma adesso cosa farò? Sempre fatto quello, sempre amato, sempre donato, alla famiglia, a lui, e adesso cosa faccio?" Mi trovo in uno stato veramente basso, di depressione, di delusione, di amarezza, il vuoto, il cemento. Dico appunto, e allora il cemento rappresenta questo stato d'animo insomma. E allora lei si chiede: "Ma come può adesso, crescere il fiore dal cemento, dato che mi trovo in questa situazione?" Ehm, e alla fine però del brano lei riuscirà a far crescere questo fiore dal cemento. È il fiore che rappresenta la speranza, è il fiore che tutti noi abbiamo, e se coltivato, quindi il fiore rappresenta la nostra vita, l'amore, e con l'amore che poi sappiamo dare a noi stessi, la forza, riusciamo a venirne fuori dalle situazioni molto pesanti. Perché è giusto che sia così, perché va bene donare. Questa donna ha donato tantissimo, quindi è in grado, è bravissima, sa che cosa significa amore. Stavolta però l'amore lo riversa a se stessa e quindi fa crescere il fiore dal cemento. Grazie. Quel che resta di me, quando il cielo si è spento e non ho voglia di niente
che passato e futuro mi bucano l'anima. Quel che resta di me nella vita è con te, sembrava tutto perfetto. E adesso sento addosso questa verità e non riesco a credere. Come può un fiore nel cemento crescere ancora? E tutto quello che mi resta adesso sono io e mi basta e resta con me ancora quel che resta di me quando il cielo si è spento e non ho voglia di niente se penso al presente che è il mio futuro quel che resta di me della vita è con te. Adesso strappo la scheggia che mi buca l'anima. È così che io mi spoglio della verità, perché ho voglia di credere. Come può un fiore nel cemento crescere ancora? E tutto quello che mi resta adesso sono io e mi basta e resta con me ancora. Pompa, pompa, pompa! La musica indipendente gira sempre sulle frequenze di Radio Libertà quando c'è Sammy Varin, poi lo sapete, noi puntiamo sugli artisti sconosciuti a livello nazionale, come questa, si chiama Giusy Irienti, con Quel che resta di me. Lei è cantante, musicista, insegnante, ha fatto parte per anni dell'organico corale del Teatro Giuseppe Verdi di Padova. E intanto, signori, che ci guarda in radiovisione, ci sta sbirciando più belli che mai. Ci sono venuti a trovare due rappresentanti di Elena's Farm, un home restaurant che si trova a 2 passi da Milano, a Trovo, in provincia di Pavia. Prendi l'autostrada Milano-Genova, è una delle uscite che arrivano al volo e sei praticamente arrivato. Abbiamo con noi. Beh, ma facciamo che si presentano da soli, scusa, anche perché uno è un ascoltatore storico della nostra radio e intanto chiedo a Simone anche di cominciare a far girare quelle che sono le immagini di questa Elena's Farm e c'ho anche qualche video che vi faccio vedere. Cominciate a accendere il computer o sintonizzatevi sulle piattaforme. Primo ospite, ecco a voi Elvir Sainaghi, della Elena's Farm, tradotto in italiano è semplicemente la fattoria di Elena. Elena è mia moglie, l'artista della cucina, nel senso che ha la passione per la cucina e essendo di origini piacentine fa molto, diciamo così, piatti tipici piacentini, tra cui i pissarei fasoi che tu hai assaggiato, Sammy. Sì, è un sogno erotico, signori, tra poco ce ne parli, ma non è finita, c'è anche un figlio, abbiamo con noi Timothy Sainaghi e sono il figlio di Elvir e di Elena. Timothy ha, fallo vedere perché si vede chiaramente. Quanti anni hai, scusa? Io ho 14 anni. 14 anni, si nota tranquillamente, cioè è alto, grande, cioè io potrei essere tuo figlio praticamente, no? E quindi tu sei quello che dà una mano in senso fisico praticamente alla baracca. Sì, io aiuto mio padre con gli animali e
Io soprattutto mi occupo dei miei conigli perché è la mia parte preferita, anche perché sono gli animali a cui tengo di più io. Ah, sono carinissimi i coniglietti, sbirciati in radiovisione adesso che si vedono. Ma non ci sono soltanto conigli in questo posto così particolare che vi sembra di tornare indietro nel tempo. Allora chiediamo proprio a Elvir di raccontarci com'è iniziata questa avventura, perché oggigiorno fare l'imprenditore è già un mistero, nel senso che uno dice: ma chi cazzo te lo fa fare? Aprire quello che è, non si può dire agriturismo, ma un home restaurant, poi ci spiegherai se c'è una differenza, ma comunque ve l'ho detto, sembra di entrare in una fattoria. Il posto antico ma nuovo ti riporta indietro nel tempo a quando veramente si viveva con gli animali e si formava una famiglia con gli animali. Se entrate in questa fattoria entrate in una famiglia, ma nel vero senso della parola, fate parte anche voi di questa famiglia. Mami Tacito, Elvir, da dove partiamo? Come è successa questa cosa? Qual è stata la decisione? E tra parentesi, Elvir è stato anche uno dei storici ascoltatori di Sammy Varin nel Padania Sveglia, quando ci chiamavamo Radio Padania Libera. Eri anonimo italiano, così ti facevi anonimo padano, ancora di più. Come Anonimo lombardo padano. Lombardo, cioè entravi in onda e ne dicevi di tutti i tipi. Sì. Manifestavo senza timore, senza mai rindietreggiare le mie opinioni, come io rispettavo quelle degli altri, e talvolta purtroppo vedevo schiacciare dei radioascoltatori che magari non la pensavano come te, li vedevo schiacciare le tue opinioni o cercare di sminuire. E ce n'erano di opinioni, ragazzi. Ancora adesso, se cercate Sammy Varin su YouTube, chiamavano immigrati. Ai tempi della secessione ci chiamavano dalla Sicilia, ci mandavano a fare in culo, cioè veramente. Intanto che parli, mandiamo in onda anche le bellissime immagini del vostro home restaurant. Vai. E dunque, l'home restaurant è stata un'idea di mia moglie. Io sinceramente non ero proprio propenso, perché effettivamente rispetto a un agriturismo che è fondamentalmente una struttura, diciamo, ricettiva, quindi adeguata per avere i clienti, l'home restaurant tu entri nella nostra abitazione, nella nostra casa. Guarda, state guardando in questo momento. La Sala Argento, state vedendo. La Sala Argento è chiamata così perché praticamente l'argento e il bianco dominano su tutta la sala. La mia favorita è un po' più pacchiana, che sarebbe la Sala Oro. Ripeto, l'home restaurant è entrare nell'intimità, quindi proprio all'interno della famiglia, mangiando prodotti genuini, senza conservanti, senza aggiunta di nessun tipo di grasso saturo chimico o altro. Poi prima del pranzo o comunque della cena c'è il tour nel conoscere i nostri animali, che noi, ti sembrerà assurdo, ne abbiamo abbastanza, però tutti li chiamiamo per nome, perché sono nati e cresciuti l'80% proprio all'interno della nostra fattoria. Allo stadio attuale abbiamo 2 tacchini canadesi, Orazio e Clarabella. Abbiamo le galline faraone, che sono adesso dei pulcini. Timothy si occupa del reparto dei conigli con Ruf, Kira e Pizia, che sono le sue conigliette. Abbiamo le sbiruline, che sono delle galline praticamente con le piume al contrario, e quindi non possono volare, adulte ma che stanno sul palmo di una mano. Però quello che diciamo così piace a quelli che sono venuti a trovarci, che hanno mangiato, è proprio questa atmosfera di sentirsi a casa. E questo mi ha colpito. Io sono venuto a trovarti qualche mese fa, mi ha colpito, anche se non più di tanto, perché conoscendoti avevo già compreso il tipo che sei, ed è come noi, ragazzi, voi che ascoltate questa radio fin dai tempi, o voi che ci avete scoperto ultimamente, si diventa una famiglia e si cerca di parlare di buona politica, di capire qualche cosa di politica. Non è sempre facile, di litigare quando c'è da litigare, ma alla fine siamo una
comunità. Infatti questa radio era storicamente una radio comunitaria. Ecco, entrare in questo home restaurant che si chiama Elena's Farm, che si trova a Trovo in provincia di Pavia, che sembra di essere in culo ai lupi, in realtà te l'ho detto è a un quarto d'ora da Milano praticamente, e entri in casa di queste persone e quella diventa la tua casa, perché addirittura, e questa è la cosa secondo me carina, all'interno non è che ci sono vari tavoli e ognuno si fa i fatti propri, eccetera. No, sei su un tavolo insieme agli altri, a parlare con gli altri. Attenzione, sto dicendo una cosa importantissima. E in quel momento tu entri in un'altra dimensione, non ci sono più i telefonini, i vostri figli non passano la sera attaccati allo schermo del telefono, ma si passa una sera in compagnia a raccontare le proprie vite, a guardarsi in faccia, a capirsi, che abbiate 90 anni o che ne abbiate 14, perché il qui presente fa parte della combricola ed è lì che chiacchiera con voi tra un pasto e l'altro, o no? O Esatto, no, esatto. La cosa che ci tengo a precisare è che le persone non sono, tra virgolette, dei clienti, fondamentalmente diventano amici. Come dicevi tu, noi abbiamo 2 tavoli, 2 sale. Una sala è per 8 persone, l'altra sala è per 6 persone. Ci si siede a tavola, se non si è proprio gruppi numerosi, e si conoscono altre persone, nel senso che avviene il cosiddetto speed date dell'amicizia. Attenzione, questo è bergamasco, speed date, che Sarebbe l'appuntamento veloce dove si siede a tavola, si conoscono altre persone, se con queste persone scatta l'amicizia, l'intesa, vi potete sentire tranquillamente anche dopo la cena o dopo il pranzo. E se invece non scatta niente, nel senso non c'è amicizia, non c'è niente, finito il pranzo, finita la cena, nessuno è sposato a nessuno, e quindi ci si può tranquillamente salutare senza... Guarda che c'è il Vincent che vuole entrare in argomento. Vincent. No, buongiorno. Più che un Buongiorno. argomento, vorrei capire una cosa. Io sono un terrone, no? Immigrato qua al nord tanti anni fa. Come Però tanti. mi ha incuriosito una roba. Che cos'è Pissarei e Pisessarei? Cos'è quella roba lì? Allora, Parlate per favore in italiano, almeno per coloro come me che non sanno cosa sia. Ho visto, ma ascolta, prima o poi dovrete chiedere il passaporto per venire giù in meridione, dovrete rivolgervi a me. Io c'ho il pass, fatto da Vincent. Se il tempo non dividerà già l'Italia, perché purtroppo ho saputo... Siccome guardavo le foto e vedevo dei piatti eccezionali, Sì. e poi ho sentito Pissarei e Pissarei, fasoi. che cos'è? Il Pissarei e fasoi è un piatto tipico piacentino. No, ma scusa, in italiano, per favore. Sarebbe Pissarei è proprio il nome proprio del tipo di pasta. È che una sarebbe pasta. un impasto. Un impasto, perché fondamentalmente... No. Il Pissarei È un altro meridionale anche lui, siamo circondati. Ce n'è un altro alla tua destra. Il Pissarei e fasoi è un piatto proprio, è un impasto fatto con la farina e il pan grattato. E poi tirato come se fosse le orecchiette, fatto completamente a mano, quindi non puoi comprarlo già fatto perché te ne accorgi subito. E poi viene messo dentro con i fagioli e a volte o col lardo o con la pancetta, dipende dal de gustibus del cliente, nel senso che se la persona non tollera il grasso eccessivo, viene tolto il lardo, viene tolto il guanciale e viene messa semplicemente un po' di pancetta che serve per dare quel sapore in più. Mai mangiato, Sammy, è l'occasione giusta per andare a trovare i ragazzi. Vale la pena. Grazie per questa lezione culinaria. Ci prenotiamo con lo staff di Radio Libertà, anche perché, ripeto, è a 2 passi da Milano e veramente ne vale la pena. Ripetiamo, si prende l'autostrada Milano-Genova, si esce... o a Binasco oppure a Bereguardo, e poi da lì basta mettere su Google Elena's Farm Trovo e compaiono le indicazioni stradali. Sammy, mi sono dimenticato di dirti che da un paio di settimane abbiamo dei nuovi ospiti, ovviamente rivolto al termine animali, se si possono chiamare così, che sono Ulisse, Circe e la moglie di Ulisse, Penelope, perché lui vive con le sue 2 amanti. Praticamente è il pavone.
Il pavone, il pavone. Mi è scappato più o meno 2 settimane fa, e ringraziando proprio tutta la comunità, tra cui la Cascina Barella, che è una cascina a fianco, siamo riusciti a recuperare i fuggitivi, perché non erano ancora abituati, erano un po' nervosi di stare all'interno della Elenas Farm. Adesso invece sono ben amalgamati, sono animali molto territoriali, quindi non escono dalla loro proprietà, e se tutto va bene e se il comune ci autorizzerà comunque a maggio, sempre all'interno della proprietà metteremo un food truck, un furgoncino dove si faranno al momento panini con salamella, birretta, eccetera, eccetera, e si potrà mangiare circondati proprio da Ulisse, che è un pavone penna negris con sua moglie Penelope e l'amante Circe. Poi dall'altra parte invece ci sarà Orazio e Clarabella, che sono i famosi canadesi tacchini, e speriamo che le faraone si abituino a stare anche loro col pubblico. Cioè, ragazzi, è incredibile, però il consiglio adesso che arriva veramente la primavera è di farci un giro, avete visto, anche per il pubblico di passaggio, e quindi, sai, si usa ormai andare in bicicletta, anche turisticamente, fare tappa in questo Elenas Farm significa riposare, nello stesso tempo sospirare davanti a un posto che ti riporta indietro di decine e decine di anni, stare in mezzo alla natura e mangiare cose genuine, oltre appunto che fare una bellissima scoperta, una famiglia senza tempo, la famiglia di Elena, che oggi non è potuto essere con noi, ma che ci sta ascoltando e che salutiamo caramente. Alla fine è stata sua l'idea di aprire questa attività tra mille problematiche, perché la domandona che ti faccio io, ne vale la pena, lo state scoprendo adesso, hanno aperto da poco, ragazzi miei, tra mille problematiche, la burocrazia, che d'altronde lo sappiamo tutti, ha inventato il Partito Democratico, la burocrazia, ne vale la pena? La domanda può anche non avere risposta. Allora, Sammy, scusami, ci vuole passione. Ne approfitto per dire due cose che mi sono dimenticato. Ovviamente, essendo prodotti fatti al momento, diciamo così, cioè la mattina, abbiamo bisogno sempre di una prenotazione. La prenotazione potete farla tramite la nostra email elenasfarma@libero.it, oppure al cellulare chiamando il 351 8899 664. Ripeto, per magari quelli che non avevano il foglio e la penna, 351 8899 664. Sarebbe gradita la prenotazione almeno 2 giorni prima, sì, per fare tutta roba fresca, certo. E la cosa più, secondo me, importante anche per quei genitori che vogliono venire a mangiare senza lo stress di star dietro al bambino, perché, per come, eccetera, eccetera, noi abbiamo altre 2 sorelle di Timothy, Carlotta e Cassandra, che si occupano tranquillamente di far intrattenere i bambini con disegni, pitture, giochi, facendoli anche mangiare, imboccandoli, e così i genitori possono proprio rilassarsi completamente e totalmente. È stupendo. Timothy for president. Non ho detto una cosa, che piano di sotto assolutamente da visitare, bellissimo, e se fai una scala c'è un piano di sopra. Non so se è già pronto, se ci state ancora lavorando. Questo è un posto ideale anche per la presentazione di eventi, autori che presentano libri, ma anche per chi volesse riposare una o più notti. Spiegami un po'. Sì, noi abbiamo l'ex fienile, che sarebbe la parte superiore sopra le Vi stalle. fanno dormire in un fienile, no! E invece poi ci entri, e come l'hai trasformato? E praticamente noi abbiamo messo le vetrate all'americana, che danno su tutta la proprietà. C'è il bagno, c'è la cucina, quindi la persona può anche, tra virgolette, mettersi lì a cucinare. Come se avessi un tuo appartamento. Esatto. Al momento noi inizialmente volevamo farlo diventare B&B, vedendo le esperienze, perché noi abbiamo girato anche vari paesi e tutto quanto, dove la burocrazia, sono sincero, è molto più semplificata, molto più veloce e molto più tranquilla e meno puntigliosa.
tipo in Francia, tipo negli Stati Uniti d'America e tutto quanto. Purtroppo noi abbiamo riscontrato dei piccoli problemi tecnici su questo tipo di B&B. Dovrei fare un lavoro antiestetico che sinceramente non mi convince ancora troppo, al di là che sia abbastanza dispendioso, e praticamente saremmo, diciamo così, se c'è quel cliente che arriva da lontano, potrebbe essere nostro ospite. Fate finta di arrivare da lontano, è un consiglio. Ditegli, io poco parlo, no, arrivo, no. Cioè, arrivate da lontano, vale la pena fermarvi una notte con l'intera famiglia, perché lo spazio, vi assicuro, non manca. Eh sì, sono più o meno 180 metri quadri, totalmente ristrutturati. Non so se tu ti ricordi, ma il bagno dentro ha due personaggi, due VIP, che sono uno Lupin e l'altro Fujiko dentro la doccia, che guardano gli ospiti. Arredato con particolarità, ma anche un posto carissimo per festeggiare un compleanno, signori. Anche qui le idee sono molteplici. Che abbiate 90 anni o che ne abbiate 14, Timothy è pronto ad accogliervi, vi fa fare il giro di tutti gli animali e poi si parla, ci si racconta, ci si capisce e magari poi ci si rincontra quando finisce la serata. Questa è la vita che dovremmo fare tutti quanti e non sempre è così, perché lo sappiamo, quando si va al ristorante la prima cosa che fanno i ragazzini, tirano fuori il cellulare. Noi abbiamo provato una sera e vi assicuro il cellulare non è proprio apparso nelle mani di Tabata ed Elia. Elvir, cosa aggiungere? Si può aggiungere ancora qualcosa se non dare l'appuntamento da voi, sicuramente? Sì, e poi noi ultimamente stiamo anche valutando l'idea di cambiare un attimino il menù, ovviamente tenendo i nostri cavalli di battaglia che sono i famosi Pissarei e Fasoli. È minimo, però ad esempio adesso stiamo andando incontro all'estate, quindi i menù diventeranno un po' più freschi, tipo anziché la pasta al brasato o il riso zucca e zola, lo stiamo sostituendo pian pianino con le linguine al pesto fatto in casa. Il pesto pestato e non frullato, fatto direttamente dalle sapienti mani di Elena, che è mia moglie. Elena. Fai girare ancora un po' di foto, Simone, dai, facci godere. E ripeto, sarebbe gradita sempre la prenotazione. Noi siamo chiusi il giovedì tutto il giorno e la domenica sera. E invece per tutti gli altri giorni basta fare una prenotazione al 351 8899 664 oppure tramite l'email elenasfarm, tutto unito, minuscolo, senza nessun tratto, @libero.it. Saremo lieti di ospitarvi, non come clienti ma come amici, perché poi dopo capirete di che pasta siamo fatti. Siamo genuini come il nostro amico Sammy Varin. E allora ci piace assolutamente, anche perché, ripeto, Elvir fa parte della famiglia anche di Radio Libertà, Radio Padania Libera, e tra quelli che ci scrivono i messaggini in diretta al 340 6709 659. Timothy, come chiudiamo? Come diamo appuntamento anche a chi appunto ha una famiglia e ha dei ragazzini giovani come te, perché alla fine ci si diverte, si può fare qualunque cosa, non ci sono pericoli, i vostri bambini possono girare tranquillamente lì all'interno di questa fattoria non passano macchine e ci sono questi bellissimi animali e tu sei uno dei conduttori che li porti a vedere questi animali, vero? Soprattutto i coniglietti, quando ve li pesta in mano è una cosa stupenda, ma ci sono anche gattini e noi li prendiamo Macchia, tutti. Macchia è la nostra alternativa all'umido, è il nostro maialino vietnamita un po' fuori Italia, che lui mangia praticamente quello che voi avanzerete. Se avanzerete. E non succede quasi mai, ma l'abbiamo visto assolutamente in salute. Elvir, Timothy, è stato veramente un grande piacere, ma soprattutto bello tornare indietro nel tempo, pensare che ci sono ancora questi luoghi a 2 passi da Milano, ripeto, non dovete fare ore e ore di code, eccetera. Addirittura si esce dall'ufficio, al posto di andare a casa, dici: moglie, questa sera vado con gli amici a vedere un posto nuovo e la prossima volta porto anche te. Bellissima idea. Chiaro, come ogni agriturismo o comunque in questo caso un home restaurant, meglio prenotare, così siete sicuri che ci sia qualche cosa di appena preparato.
Grazie Elvir. Sammy, grazie a te, grazie alla Radio Libertà che ci ha ospitati, grazie soprattutto ai tuoi radioascoltatori, speriamo di rivederci il prima possibile con i tuoi figli, con tua moglie. Grazie. Stiamo diventando anche la cascina dei gemelli, perché dopo i tuoi ne sono arrivati altri di gemelli. Li abbiamo portati. Esatto. Infatti volevamo fare un mega raduno di gemelli e adesso stiamo valutando. Tenete presente... Hanno idee questi. Tenete presente che se apriremo il food truck, oltre quindi a mangiare, diciamo seriamente, si può mangiare anche un po' più di sciocchezze, cioè pani con salamella. Se tutto va bene, a maggio apriremo il food truck e si potrà fare la pericena tranquillamente spero che Sammy mi mandi anche qualche gruppo, magari musica di sottofondo e vediamo un attimino. Stiamo organizzando anche un incontro, diciamo così, con un gruppo di Pavia che fanno musica country, balli country, quindi basterà arrivare con un cappello o una bandana legata al collo per poter sentirsi parte di questi gruppi. E meglio di così. Faremo probabilmente anche una serata con violoncello e violino all'esterno in maniera tale che si possa gustare maggiormente la natura. E io aggiungo anche, visto che questa è una radio ascoltata molto anche dalla politica, politici, presentazioni, eccetera, fatevi avanti. Grazie a Elvir, grazie a Timothy, un saluto ad Elena, ci ritroviamo certamente da Elena's Farm. Alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi, se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente, intanto per aver prontamente commemorato con un ricordo la scomparsa di Umberto Bossi nella seduta di venerdì scorso, che era una seduta a prechiudi. Un ringraziamento anche per la disponibilità data nella seduta di oggi, per la commemorazione, per un momento di riflessione e di memoria. Grazie anche a tutti i gruppi per la sensibilità dimostrata, per le condoglianze che sono arrivate da parte di tutti. Un ringraziamento speciale anche per quei gruppi che sono venuti e hanno partecipato al funerale di domenica a Pontida. Sì, ci tenevamo oggi come gruppo Lega al Senato a commemorarlo nella giornata proprio di oggi. Lui era chiamato e denominato proprio il Senatur. La sua scomparsa lascia a noi leghisti un vuoto incolmabile, ha unito un popolo, ricordava bene lei Presidente, unendo tutti i movimenti regionalisti del Nord, ha dato voce alla questione settentrionale, creando una forza politica che ha portato le istanze del Nord nel Parlamento italiano. L'unica parola che viene dal cuore è grazie. Grazie Umberto per aver acceso la scintilla della passione politica in ognuno di noi, di aver scatenato quella voglia e quella determinazione di seguirti
nelle battaglie per il federalismo e per l'autonomia dei territori, per la difesa dei nostri valori, per quello che siamo e che rappresentiamo. Ricordo, visto che da giovanissimo operavo nella sede centrale a Milano in via Bellerio, perché ero responsabile dei giovani, che quando scendeva dal terzo piano per fare un giro negli uffici e vedere come stava procedendo il lavoro, non volava una mosca, metteva soggezione a chiunque, anche ai suoi colonnelli più vicini, tutti che speravano di non essere ripresi, mandati a quel paese, in qualche caso addirittura cacciati. Sì, perché il carattere dell'Umberto era un carattere duro, difficile, viscerale, imprevedibile. Una volta addirittura minacciò la mia espulsione, lo ammetto, reo a suo giudizio di aver raffigurato su un manifesto dedicato ai giovani un guerriero senza la spada sguainata. Guai, che guerriero sei, mi disse. E ringrazio Calderoli che dovette intercedere per l'occasione, che era segretario della Lega Lombarda, ovviamente per evitare la mia espulsione dal movimento, e lo ringrazio tuttora visto che è anche qui presente. Vabbè, Bossi era fatto così, amava la sua creatura, amava la sua base, amava la sua militanza con la quale si intratteneva fino a tarda notte bevendo non si sa quante bottigliette di Coca-Cola, ma perché lui voleva essere così, voleva stare vicino al movimento, voleva avere il contatto diretto. Per noi è stato un gigante. Qualcuno ha definito dicendo aveva un'aura particolare, qualcosa di unico, con tutti i suoi limiti, con tutti gli errori che tutti noi umani compiamo. Ci ha insegnato l'importanza di essere prima di tutto un movimento, né di destra né di sinistra, ma animato da quel pragmatismo che ci faceva stare vicino alla gente comune e che soprattutto ci rendeva diversi da tutta la partitocrazia romana. Tra le sue fasi più celebri, visto prima è stato citato il 1996, proprio in quella campagna elettorale per le elezioni politiche, l'uomo non è una bistecca, diceva, proprio per far comprendere che non tutto è riconducibile all'economia, al materialismo. L'uomo non è un numero, un codice fiscale, un pezzo di carne da macellare sull'altare della burocrazia centralista. La sua filosofia metteva al centro il primato della persona e il suo legame con la comunità. È stato un uomo visionario, un politico visionario, a volte era talmente avanti nel suo pensiero politico che anche noi militanti facevamo un po' fatica a comprendere qual era la strada che dovevamo seguire, e in qualche caso anche i nostri elettori insomma hanno finito magari per penalizzarci perché non comprendevano effettivamente quello che poi in realtà nel corso della storia si avverava. Famosissimo quel discorso nel quale diceva che prima o poi la manovra finanziaria sarebbe arrivata con le indicazioni di un fax da Bruxelles e che noi fondamentalmente avremmo dovuto semplicemente eseguire quelli che erano input che arrivavano da altre istituzioni europee, cosa che poi in buona parte è davvero accaduto. Lungimiranza che ha mantenuto fino all'ultimo, perché anche di recente era sempre foriero di buoni consigli e di visioni politiche future. Chiedo scusa, sono alla fine. Per lui il federalismo era la soluzione per tutto il paese. Ricordo uno spot elettorale del 1992, anno in cui proprio sono entrato nella Lega, che recitava: da Lega Nord a Lega Centro a Lega Sud, autonomia per le regioni, ogni popolo padrone a casa sua, ogni popolo amico dell'altro, la Lega, la vera solidarietà. Un messaggio che ancora oggi deve farci riflettere nel guidare la nostra azione politica. Già perché il vero nemico era ed è sempre stato il centralismo, con la sua burocrazia ed arroganza nel non voler lasciare liberi i territori e autonomi. E per questo, dico, le sue idee, le sue battaglie restano sempre attuali, certo vanno declinate in chiave moderna, ma restano sempre attuali. Ti ringraziamo Umberto per tutto quello che ci hai dato e che ci hai insegnato. Sei stato un maestro di vita, un maestro politico. Ti chiediamo anche scusa per alcuni errori che abbiamo commesso lungo il nostro cammino politico e perché negli ultimi anni avremmo dovuto essere più vicini a te e alla tua famiglia. Familiari, in primis la moglie e i figli, a cui mandiamo come gruppo Lega al Senato un abbraccio forte con le nostre più sentite condoglianze.
né neri né rossi, ma liberi con Bossi. Grazie Umberto. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Vorresti rinunciare a tutto questo? Pensavi fosse tutto bello? Beh, non ti piaccio, mandami a stendere, io mi diverto. E ne ho da vendere incatenato, nodo nel pettine pure alla gola. Ma so che le femmine le apri una porta una volta che entrano, a volte non restano mica per sempre. Come nei libri d'amore, principe azzurro, tanti ti amo, addetti a muzzo. Guardi coi brividi, la porta a chiudere. La tua ragazza che prima di illudere te è stata con altri 33. Tu ne sei 3 e le tue palpebre fitte di nebbia. Dietro di quella trovi la merda, si nascondeva per la vergogna che tu sapessi della sua fogna. Da scrutini, gli occhi dolci, fuoco di demone, donna dei noti. Di giorno sembrano puri, ma nella notte fisonomia di lati oscuri. Lei ti bastona con la corona che le hai fornito alla cerimonia. Prima la sposi, poi le ti lascia e ti detesta e ti accantona. La vanità è un mestiere divino, la rarità te la rende il destino. Felicità la pronunci va fino, non ti trovi di fronte all'inchino. Passi dal paradiso e le farfalle nello stomaco. Vorresti tornare indietro e dire al prete di no. Vorresti rinunciare a tutto questo? Pensavo fosse tutto bello, piuttosto che l'inverno, quanto brucia questo inferno. Quasi quasi preferivo il freddo. Vorresti rinunciare a tutto questo? Pensavo fosse tutto bello, piuttosto che l'inverno, quanto brucia questo inferno. Quasi quasi preferivo il freddo. Se non bastasse finisce il divorzio, roba per tutti come al negozio. L'uomo e la donna troppo diversi, l'unico scopo è procrearsi. Senza finire con lamentarsi, con troppi sbatti, tre comprensioni e gli artifici che non condivido. Solo per logica del mio cammino, sotto il camino cenere nera. Pure la sposa non era vera, ritento a fare una storia seria, ma non vale la candela con cui cerco di essere romantico la prima sera, perché poi dopo 2 giri d'orologio la cerniera. Il giorno dopo vedo il demonio sopra quel letto, non la conosco, non mi ricordo, vedo il mio fosso quando mi chiami, dice che mamma, come ti chiami? La mia risposta, mi ricordo solo la tua bocca grossa che ti ho caricato ieri in zona sosta. Quando le prendi, botte sui denti, se ti difendi non li ripeti, stupidi errori, causa dei fori che rompono i fiori che volevi regalare con amore a chi non sa che cercare dall'inizio ogni tua fragilità. Vorresti rinunciare a tutto questo? Pensavo fosse tutto bello, piuttosto che l'inverno, quanto brucia questo inferno. Quasi quasi preferivo il freddo. Vorresti rinunciare a tutto questo? Pensavo fosse tutto bello, piuttosto che l'inverno, quanto brucia questo inferno. Quasi quasi preferivo il freddo. Vorresti rinunciare a tutto questo? Pensavo fosse tutto bello, piuttosto che l'inverno, quanto brucia questo inferno. Quasi quasi preferivo il freddo. Si parla di cuore e di coraggio quest'oggi in Potere al Popolo. Prima 2 imprenditori coraggiosi che hanno messo su un home restaurant alle porte di Milano. Adesso un rapper con tanto cuore e molto coraggio. Si chiama Andrea Caputi, in arte Nem. Ce lo abbiamo con noi, ciao! Ciao Sammy. Ciao Sammy, è un piacere di essere di nuovo qui come tuo ospite. Ah, che bello, che bello. La tua musica gira sempre su Radio Libertà. Abbiamo ascoltato Rinunciare, ma poi ne sentiremo un'altra. Allora, per chi non ti conosce, nato a Pinerolo, residente a Piossasco. Dal 2004 scrive e produce brani rap. Ma che tipo di rapper sei? Che cosa porti avanti? Qual è la tua filosofia musicale? Cosa cerchi di trasmettere? Perché non sei uno dei soliti rapper cattivi che non si capisce cosa vogliono dire, o se si capisce sono brutte cose. Spiegaci, Nem. Ma io non faccio nient'altro che raccontare la mia vita, insomma, ciò che ho vissuto e trasmetterlo a chi ha vissuto la stessa cosa per poter appunto
andare a ricordare quelli che sono i passaggi di vita di ognuno di noi. Insomma, questa canzone qua parla di un matrimonio che io ho avuto, è un matrimonio che, parlando di rinunciare in specifico, parla di un matrimonio, diciamo una domanda che ci si può fare prima di sposarsi, se ne vale veramente la pena o meno, perché secondo il mio punto di vista, per come la penso io, ho maturato l'idea negli anni che l'uomo e la donna, come dico nella canzone, sono fatti solo per procreare. nel senso che per me il matrimonio è lo stare insieme come Dio, d'altronde. So di dire una cosa gigantesca, però per me sono invenzioni inventate dall'uomo per non sentirsi solo. Io penso questo. Capite un attimo come il rap diventa anche veicolo di dialogo, di comunicazione, di sparare nell'aria, nell'etere, note musicali per raccontare te stesso e molto spesso anche tutti noi. È un veicolo potentissimo il rap, se sfruttato nel modo giusto, e che serve anche per pensare, per confrontarsi, perché poi, come dico sempre, magari la verità sta nel mezzo, non hai ragione tu, non ho ragione io. Non ho ragione di sicuro né io né un altro, ma magari può stare nel mezzo, certo. È forte tutto questo. Senti, in questo panorama musicale che stiamo vivendo, tu sei un po' quasi una mosca bianca. Cosa ti senti a fare questo tipo di musica, a veicolare questi messaggi? E qual è il tuo pubblico? Anche perché di pubblico ne hai, e anche tanto, vedere gli ascolti, le visualizzazioni, non c'è niente da scherzare, anzi. Che pubblico hai? Dove ti vengono a cercare, a trovare? Anzi, già ricordaci cosa bisogna scrivere per trovarti sui social. Ok, allora per trovarmi sui social basta cercare Nem ovunque, su Spotify, su YouTube, cioè anche su Facebook, su Instagram, Nem MC, più o meno in tutti i social è quello il mio username all'incirca, quindi scrivendo Nem MC comunque si trova la mia pagina. E per quanto riguarda la mosca bianca, sì, diciamo che io faccio un genere molto diverso da quello che fanno gli altri. Più che mosca bianca mi sento una mosca muta, ovvero con il capitalismo che c'è musicale attualmente è molto difficile farsi ascoltare, e quindi il pubblico c'è, sì, è aumentato, e grazie anche a me stesso, devo dire, perché sono con etichetta che Orangol, che mi ha aiutato anche, e saluto. Però comunque la forza maggiore per poter aumentare il pubblico, secondo me, si ha in se stessi. E quindi io ho dovuto comunque far girare la musica, fare dei live, fare un bel po' di cose per poter far crescere il mio pubblico. È bello, vedi, avere coraggio. Prima parlavamo di imprenditori coraggiosi, ma anche i musicisti, anche i cantautori, gli artisti in generale hanno un coraggio da leone, ce ne va. Ritagliano sempre spazio per quella che è una passione, e molto spesso diventa un vero e proprio lavoro, anche perché Nem qualche anno fa, se non erro, ti sei anche presentato a Sanremo arrivando tra i finalisti. Sì, tra gli 800 finalisti. Cavolo. Che comunque erano 16.000 brani, e poi comunque purtroppo Sammy, una volta passato la prima selezione, ci è andato poco tempo di poter creare una nuova canzone, quindi io non sapevo del regolamento, non avevo letto bene, allora mi sono trovato lì a fare una canzone al volo per poter poi presentarla alla fase successiva, e non è andata bene, forse anche per colpa mia, perché comunque il tempo era minimo, e quindi è andata come è andata, però sono fiero di quello che è successo. Già che sono passato... È minimo, sono piccole soddisfazioni, anche se poi io la penso in un certo modo, che entrare in certe posizioni, salire proprio finché finalmente sali su quel palco, dipende da tante cose. Tantissime variabili, compreso il capitalismo. Compreso il capitalismo musicale, esiste anche quello, non lo sapevate. C'è Nem in diretta su Radio Libertà, abbiamo ascoltato Traccia di te. No, Rinunciare abbiamo ascoltato. Hai ragione, e adesso c'è Traccia di te, perché questo è un pezzo ancora più intimistico. Spiegacelo, raccontacelo. Questo è proprio intimo, perché sì, questo è proprio intimo,
dicevi tu, perché è un brano dedicato a mio padre che è mancato nel 2023 e sono riuscito a registrarlo solo nel 2025. L'ho scritto una settimana dopo che è mancato, per poi registrarlo nel 2025, perché come sai non è facile registrare subito un brano del genere, secondo me. Cavolo. Dedicato a una persona che è cara e molto stretta, che ti è mancato. E ti immagini, questo è un pezzo da ascoltare e da pensare, perché parla a ognuno di noi, parla dei nostri vecchi che ora ci sono, ma prima o poi dovremo separarci da loro il più tardi possibile, ma una separazione solo fisica, poi in realtà girano sempre in questa casa, sono sempre intorno a noi, e questa è la cosa che ci deve rincuorare. Nem, cosa si muove, cosa bolle in pentola, quali sono i programmi, cosa ci dobbiamo aspettare da te prossimamente? Soprattutto c'è qualche locale che frequenti in modo particolare, o la cosa migliore è proprio venirti a cercare sui social, così se fai qualche serata è possibile ascoltarti dal vivo? Sì, diciamo che serate dal vivo ce ne saranno, come ci sono state l'anno scorso, soprattutto feste del paese, perché conosco un paio di associazioni che mi ospitano ogni tanto. E per quanto riguarda ciò che bolle a livello musicale, invece usciranno dei brani, ne uscirà un videoclip l'8 maggio, diciamo andrà avanti l'album fisico che ho stampato, che pochi hanno, che contiene appunto tutti i brani che farò uscire durante quest'anno sui vari digital stores e social, diciamo. Hai visto che bolle sempre qualcosa in pentola, Sì, poi sì. insomma, se avete la fortuna di incontrare questi artisti, è la più bella vittoria, la preda di guerra è portarsi a casa, chiaro, fisico, un ricordo autografato, perché questo sono veramente mosche bianche all'interno di un panorama musicale, e ripetiamo il termine, molto capitalistico, dove diventano ricchi in pochissimi, e gli altri fanno la fame, diciamolo chiaramente. Nem, un grande piacere averti avuto con noi ci salutiamo proprio con questo pezzo appena fresco Un uscito, grande piacere. Traccia Un grande di te. piacere. Cercatelo su YouTube, sugli store digitali, fatelo ascoltare a chi è insoddisfatto dei soliti artisti che si sente sulle radio, perché alla fine sono sempre quelli che girano. Chi cerca tutta un'altra musica, c'è tutta un'altra musica, ma come dico sempre, come andare dal contadino, fare la spesa lì al posto che andare al supermercato. Esatto, proprio come dico io, esatto. Un'altra cosa. Grazie Nem, a prestissimo. Grazie a te, Sammy, e complimenti per il tuo programma e per la tua voce radiofonica al top. Ti dico solo questo che non te l'ho mai detto. Gentilissimo, mi fai arrossire. Ciao Nem, grande musica, ciao. Sammy. Ora che tu non ci sei, vedo te dentro allo specchio. Da quel giorno io vorrei viverti e tenerti stretto. Oggi chiedo agli occhi miei di ridarmi la tua faccia. Polvere nel vaso e la risposta lascio traccia. Con questa mia canzone, ma vai tranquillo, che son troppo buono, non sono un fifone, anche se sto zitto, osservo scruto, nel mio ripostiglio non ci sono scheletri, sono vero, come mi vedi, gli altri questo non lo so, ma ti giuro che onorerò la tua memoria, perché sono come volevi tu. Ora che tu non ci sei, vedo te dentro lo specchio, da quel giorno io vorrei viverti e tenerti stretto. Oggi chiedo agli occhi miei di ridarmi la tua faccia. Polvere nel vaso e la risposta lascio traccia. Non ho potuto manco salutarti, mi sono schivato da tutti. Grammi la vita e scrivere ha portato stress e mi mancava solo perderte. Il 19 maggio ho perso la mia guida, ho da badare a quegli infami messi in fila. Il segno del destino ci protratto invidia, e senza te vicino è cambiata la mia situa. Cerco dentro al blu ma non ti vedo pa. Ora che tu non ci sei, vedo te dentro allo specchio. Da quel giorno io vorrei prenderti e tenerti stretto.
tua faccia, polvere nel vaso e la risposta lascio traccia. Ossessionato da te e dal tuo essere perfetto. Io immaginavo un sogno sempre privo di un cassetto. Mi dicevo, lo renderò fiero, forse di essere un cantante, ma sono rimasto prigioniero. In un istante freddo sulle guance, il boccale si alza, da quel giorno accade. Sono pieno di vino, fossero speranze. Dio che sentenzia mentre una stella in cielo sale. Ora che tu non ci sei, vedo dentro allo specchio. E quel giorno io vorrei per tenerti stretto. Oggi chiedo agli occhi miei di ridarmi la tua faccia, polvere nel vaso e la risposta lascio traccia. Ora che tu non ci sei, vedo te dentro allo specchio. Da quel giorno io vorrei viverti e tenerti stretto. Oggi chiedo agli occhi miei di ridarmi la tua faccia, polvere nel vaso e la risposta lascio traccia.